anche quest'anno numerosi, siamo riusciti anche quest'anno a ripetere questa esperienza che l'anno scorso è stata davvero positiva e entusiasmante in questa settimana dedicata all'informazione e alla formazione. Ci crediamo moltissimo, devo dire che devo ringraziare Cortina Turismo che ci crede forse ancora più di noi e in questo progetto il presidente di Cortina Turismo Illing devo dire che è davvero illuminato e ha capito che questo tema, il tema dell'informazione, è uno dei temi centrali del dibattito del nostro paese su come sta cambiando l'informazione, su quali saranno i risultati, gli effetti di questo cambiamento epocale. E ci ha messo a disposizione questo paese stupendo, ospitandoci per discutere, per offrire spunti di riflessione, per confrontarci. Qui ci saranno seminari, ma ci saranno anche dibattiti aperti al pubblico. Insomma, abbiamo cercato di mettere in piedi una cosa con incontri anche di alto livello. Oggi iniziamo con un seminario, uno dei tanti seminari che Carlo della Pasqua, Cartrice della Pasqua, ci ha aiutato a organizzare su tutto il materiale digitale, su come sta cambiando, come è cambiata la professione, perché in realtà noi parliamo di futuro, in realtà è già il presente. E anche su questo credo che oggi e nei prossimi giorni ci saranno un sacco di spunti di riflessione, di materiale utile per tutti noi. Io parlo da ignorante digitale o parzialmente ignorante, ma tutti noi abbiamo un sacco di cose da imparare. In queste giornate non parleremo solo di digitale, ci sono tutta una serie di spunti appunto di approfondimento di materie su materie varie. Avremo musica e cultura in collaborazione anche con la Fondazione di Venezia, col patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo informazione e giustizia, abbiamo incontri sull'economia, abbiamo cercato di offrire un panorama il più completo possibile sul mondo dell'informazione e sulle varie voci possibili da mettere a confronto. Io finisco qua perché non siete venuti ad ascoltare me, vi ringrazio veramente per aver accolto con entusiasmo, perché la sala anche in questo primo appuntamento è piena, e lascio la parola a Carlo Luigi della Pasqua che intanto introduce l'ospite di oggi e racconterà un po' quello che fa, e poi lasciamo la parola a lei che è brava. Grazie Gianluca, allora che loro sono venuti per Rosa-Maria di Natale, non per me e per la Rosa-Maria di Natale è una giornalista, lavora soprattutto con inchieste giornalistiche video. Oggi mi presenterà, è un membro tra l'altro dell'ONA, la Online News Association, che è la più grande organizzazione mondiale di giornalisti digitali, cambiando di una conferenza negli Stati Uniti naturalmente. Quest'anno a Los Angeles in settembre, e è venuta qui per parlarci per cominciare quello che è il percorso di queste giornate, in cui parleremo molto poco di teoria, molto di pratica, e questo sarà il filo rosso che guiderà un po' tutti gli appuntamenti. E infatti il titolo è Videoinchiesta giornalistica e smartphone, strumenti gratuiti e multimediali, cioè vi dirà non teoricamente che cosa si dovrebbe fare, ma praticamente come si costruisce una videoinchiesta digitale. E io ho finito, lascio la parola a lei. Sì. Mi sentite? Buongiorno a tutti. Volevo iniziare dicendo due parole su che cos'è il mobile journalism, perché sostanzialmente parleremo di questo. Abbiamo 3 ore a disposizione, faremo una pausa, immagino che sia, come dire, gradita a tutti questo, tra la prima e la seconda parte, quindi ci saranno due gruppi di slide, divideremo per l'uno e un quarto, e idealmente il lavoro è diviso in 2 parti. Qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è comprendere come lavorare con lo smartphone, quindi con quello che è il mobile journalism, attivo già da molti anni in America, un po' meno in Italia, da qualche anno in Italia e 5-6 anni in Europa, e soprattutto cercare di capire come
come trasformare i nostri contenuti video, preferibilmente girati con smartphone, ma potrà andare benissimo anche con la telecamera se la sapete usare, se lo fate per lavoro o per passione, e poi trasformarli in inchieste multimediali. Cosa si farà sostanzialmente? Si darà un'occhiata a quelle che sono le applicazioni gratuite per girare con lo smartphone e avere il massimo del risultato nella prima parte, mentre nella seconda parte si darà un'occhiata dei software gratuiti, anche quelli, perché dobbiamo stare nell'ottica anche della libera professione, non solo di chi ha ancora la fortuna di lavorare in azienda, per realizzare delle inchieste multimediali che stanno sul web. Okay? Quindi l'ottica è questa. Prego. Allora, lo storytelling con lo smartphone. Il concetto da tenere in mente è questo: con lo smartphone si ha una redazione in tasca, si ha la possibilità di avere una scrivania con computer per i testi, quindi dobbiamo cominciare a pensare lo smartphone, e adesso ci sono anche delle applicazioni, ne ho segnate poche ma buone, perché ce ne sono tantissime sul mercato e sarebbe inutile parlare anche solo di quelle più utili. Ho fatto proprio una certa di quelle che sicuramente funzionano e hanno anche un certo riscontro di pubblico. Quindi una scrivania con computer per i testi, una fotocamera, una videocamera e, passaggio non banale, dei programmi gratuiti e semplici per editare le immagini e i video e una serie di strumenti per creare contenuti multimediali. Il mobile journalism, lo dice la stessa parola, è sinonimo di giornalismo in mobilità. Questo significa due cose: è un giornalismo che si fa con i device mobili, ma è anche il giornalismo di chi sta fuori dalla redazione e ci sta non sempre con tutti i comfort a disposizione, quindi ci sta magari nei posti più disparati, no? Senza avere una scrivania, senza avere a disposizione uno spazio proprio, quindi in mobilità, proprio perché si muove in vari punti del territorio. Ed è quindi veloce, questo è il primo punto da guardare, è veloce, è qualcosa che ti permette di velocizzare dei passaggi fondamentali, cioè quello della scrittura, quello del girare immagini o scattare foto, quello dell'editare quest'ultime nel giro di pochissimi minuti. E light, immaginate, o comunque forse dovete semplicemente fare ricorso alla memoria, ricordate quanto pesa lo zaino del cameraman di qualche anno fa, la telecamera pesante, possibilmente il laptop dietro che non è sottile, non è sempre sottile, non è sempre leggero, i faretti, tutta roba che ha un certo peso. Al contrario, il mobile journalist si muove in un concetto di leggerezza, in un contesto di leggerezza. Lo smartphone pesa poche centinaia di grammi e vedremo poi anche al termine di queste slide anche i gadget collegati eventualmente allo smartphone non sono poi così pesanti. Quindi c'è una caratteristica fondamentale che è quella della leggerezza. È friendly perché per iniziare a usare il vostro smartphone non è che ci vogliono chissà quali anni o mesi di rodaggio, in realtà lo smartphone è per tutti e quindi diventa per tutti anche l'approccio al video, l'approccio alle foto, l'approccio all'audio, perché anche di audio parleremo oggi, e l'approccio anche alle applicazioni. E Free Tools non è una banalità questo, cioè sapere che le applicazioni a nostra disposizione sono frutto di un mercato che ce le propone per lo più gratuitamente o con pochi centesimi. Considerate che l'applicazione più cara di cui vi parlerò oggi è nell'ottica delle 4 euro, ma qui stiamo parlando di quella più complessa, no? Mentre comunque c'è veramente una grande scelta di buone applicazioni che migliorano assolutamente la resa dello smartphone in termini di produzione video, di produzione immagini, di produzione audio e di produzione scrittura, o a 0 centesimi o qualche centesimo, forse anche meno di €1. È molto social perché tutto quello che noi produciamo con lo smartphone
condivisibile subito con i social e non solo, cioè è tutto molto veloce in questo senso, e questo è molto comodo. E poi il multimediale, che è appunto il senso di questo incontro di oggi, cioè andare a costruire dei contenuti che però abbiano diciamo anche una vita propria quasi, no? Che abbiano dentro altri contenuti ancora e che li pongano in un sistema di link virtuoso, diciamo. David Hugh Kennerly, probabilmente più anziani di noi si ricordano, è un fotoreporter premio Pulitzer, famoso perché fece dei bellissimi reportage sulla guerra del Vietnam, poi proseguì la sua carriera come ritrattista fotografico della Casa Bianca ufficiale per molti anni. Ha una certa età, è una grande firma dei reporter mondiali, e però adesso scatta con lo smartphone, anche con lo smartphone, dico in questo senso. Questo perché? Perché bisognerebbe un po', soprattutto per chi già usa con certi risultati, no? La macchina fotografica e la videocamera, non bisogna contrapporre le due cose, ma bisogna vederle in senso complementare. Cioè non sto sostituendo la mia telecamera, non sto sostituendo la mia macchina fotografica, quella me la tengo, no? E la uso perché la so usare o perché mi piace usarla. Sto semplicemente ricorrendo ad uno strumento semplice, veloce, di buona qualità, perché parliamoci chiaro, gli smartphone di oggi hanno un'ottima resa, sia da un punto di vista fotografico che da un punto di vista video, almeno per il web non ci sono sostanzialmente problemi, neanche per l'audio. E lo stesso Kennerly, quindi che è un maestro, dice la migliore telecamera in realtà è quella che tu hai già in tasca, cioè sei tu che fai la differenza, non è uno strumento che ti fa bella la fotografia o che ti fa bello il video. Quindi se devi lavorare, pensa prima di tutto a lavorare sui contenuti, e questo è ancora più importante per noi che facciamo questo mestiere. Non è quindi quello l'obiettivo non è quindi comprarsi lo strumento più costoso e più sofisticato. L'obiettivo è avere un buon contenuto, fare il cosiddetto storytelling, quindi raccontare una storia nel migliore dei modi possibili, quello è il nostro mestiere, cercare di farlo, e poi invece puntare su questo strumento per farlo in maniera nuova. Anche le applicazioni sono un grande strumento secondo Kennerly, quindi bisogna farne un uso assolutamente su misura e sereno. Prima di parlare delle applicazioni dobbiamo un po' inquadrare l'uso delle applicazioni, l'uso dei tools per lo smartphone, per produrre appunto, per fare videogiornalismo, per essere più precisi, mobile journalism. Ho detto poco fa, c'è un mercato incredibile di applicazioni, soprattutto per quanto riguarda l'iPhone, diciamolo pure, ma anche su Android c'è un mercato molto interessante. Sono delle start-up per lo più, oppure sono anche delle grandi company che negli anni sono cresciute e che quindi fanno bel business su quelli che sono i contenuti, quelli sono i software di contenuto, soprattutto dello storytelling fotografico, video e anche testo, come vedrete. Non è che bisogna averle tutte sul telefonino, quindi sono talmente tante, per esempio ci sono talmente tante applicazioni per fare una buona fotografia su smartphone, quindi per migliorare la vostra resa fotografica su smartphone, che averle tutte, anche le migliori, anche le più friendly, le più comode, vi taseresse il telefonino, cioè non avrebbe comunque senso, nel senso non è che, voglio dire, si appoggia uno o due che tu pensi facciano bene per te, vadano bene per te. Quindi dobbiamo scegliere quelle che si adattano di più al nostro lavoro. Se lavoriamo più con le fotografie andremo a puntare più sulle app fotografiche, se lavoriamo di più con i video andremo a puntare di più sui video, eccetera. Però la cosa importante, se si vuole lavorare su quest'ottica, è monitorarne l'evoluzione nel tempo. Le app non è che godono di vita propria, no? C'è dietro una company che di solito le migliora nel tempo. Oppure le affossa, perché magari poi ne crea qualcun altro. Quindi cerchiamo un po', una volta entrati in questo ragionamento delle applicazioni per smartphone ai fini giornalistici, cerchiamo un po', come dire, di vedere un po' cosa accade, di seguirle su Twitter, di vedere un po' magari qualche
qualche blog specializzato o semplicemente dare un'occhiata anche agli store dei nostri telefonini, perché da lì poi capiremo che dietro un mercato che si evolve in realtà ci sono poi sempre delle novità, e da queste novità possono anche cambiare i nostri approcci. E sperimentare prima di lavorare, questa sembra una cosa banalissima, ma in realtà non lo è, perché quando poi ci si fa prendere la mano dalle applicazioni per smartphone, poi si prende un po', come dire, c'è un po' la rincorsa a cercare il nuovo effetto oppure la nuova abilità. Invece bisogna, soprattutto se ci si lavora poi giorno dopo giorno, bisogna assolutamente testare con calma e con pazienza quello che può andare bene per noi. Confrontatevi con altri mojo. Chi sono i mojo? I mojo sono i mobile journalist, quindi è questa la sigla con hashtag davanti che trovate su Twitter e spesso anche su Facebook per qualificare questi giornalisti che hanno scelto la strada dello smartphone come device privilegiato per produrre dei contenuti video, foto, audio che possono essere ben spessi sul web, sia a livello di contenuto che a livello di interattività e di multimedialità. Un'ultima cosa, che questa è scontata, però bisogna dirla: le applicazioni sono utili ma non fanno miracoli. Vedremo per esempio delle applicazioni che stabilizzano l'immagine, ma se voi avete la mano tremante con lo smartphone non è che vi possono aiutare questa abilità, cioè voglio dire, prima la confidenza col device, prima la confidenza e la consapevolezza di passare ai video, di passare alle fotografie come strumento privilegiato per raccontare la nostra realtà giornalisticamente parlando, e poi aiutarsi con le app, ma aiutarsi, perché come dire non faranno i miracoli. Cominciamo da qualche app, ne ho scelta proprio qualcuna che può essere utile sul fronte della scrittura, che è quella a cui non si pensa mai. Quando si parla di mobile journalism si pensa che tutto passa attraverso video e foto, ma non è così. Abbiamo detto che lo smartphone deve essere considerata una redazione nella vostra tasca. Voi siete lontani dal vostro luogo di lavoro, siete lontani dalla scrivania. Se siete un freelance non avete una scrivania, avete quella di casa vostra, ok? E perché fa una differenza un'applicazione di scrittura come per esempio Evernote e la banale nota sull'iPhone o su Samsung per esempio? Ma perché ci sono delle possibilità di organizzazione del lavoro che vanno benissimo per i giornalisti, che possono aiutarci a organizzare il lavoro. Per esempio parliamo di Evernote, che è in assoluto quella che resiste negli anni, quindi la classica applicazione che viene migliorata di anno in anno perché la company che sta dietro fa degli investimenti, trova un riscontro di mercato. Esiste, se voi andate a dare un'occhiata al blog di Evernote, andate a cercare, c'è proprio una sezione Evernote for Journalism che è molto interessante, dove tutto ciò che viene prodotto in termini di innovazione dall'applicazione viene vista in ottica giornalistica. Cosa ci può servire? Perché sceglierlo? È gratuito ovviamente, esiste una versione pro che io non uso francamente perché non vedo, come dire, la differenza rispetto a, per quello che è il mio caso, l'uso che ne faccio io, ma credo che possa valere anche per voi. Non c'è una grande differenza in termini di performance, mentre lo diventerebbe per le aziende. Immagino che sono un'azienda editoriale che decida di adottare Evernote per un lavoro di gruppo all'interno di un ufficio dove tutti magari lavorano su dei testi scritti in collaborazione. Ma nel caso del singolo, cos'è che ci interessa? Ci interessa ad esempio che noi magari prendiamo degli appunti, intervistiamo qualcuno e avete presente la classica scena di noi cronisti che abbiamo il taccuino di carta per chi ancora lo usa e accanto il registratore, no? Che poi magari è lo stesso telefonino. Ecco, invece lui fa tutto il giorno. Cioè immaginatevi che voi avete voi avete lo smartphone aperto e avete Evernote aperto, nella stessa nota che voi create in quel momento per quella determinata intervista, lì dentro potete premere il tasto registra e quindi l'audio verrà contenuto dentro il file di scrittura, cioè non ve lo andrete a cercare. Avete un file tipo Word, simile a Word, dove all'interno
c'è la possibilità di registrare, quindi poi di contenere, di mantenere nel tempo il file audio abbinato. Stessa cosa vale per le immagini e per i filmati. Quindi se voi decidete di avere una piccola libreria di interviste o altro, o appunti, quello che è, nel vostro Evernote, ogni file di scrittura andrà accoppiato al vostro contenuto audio e alla vostra foto, quindi avete tutto insieme. E siccome funziona come un motore di ricerca, se voi poi nel tempo, no? Ecco qui l'ottica dell'inchiesta, se voi nel tempo doveste avere la necessità di rintracciare dei contenuti per parola chiave, e voi lo potete fare. No, 2 anni fa ho fatto quella cosa, che ne so, sulle discariche, mi ricordo che c'era questa parola chiave, non lo trovo più, viene subito fuori, e quindi vedete, di fatto avete anche tutti i contenuti audio video dentro. Quindi c'è un'altra cosa comodissima, ma veramente comoda di Evernote, è che c'è il salvataggio sulla cloud. Non è che una volta lavorato sullo smartphone, tutto questo ve lo ritroverete anche sul PC di casa, perché avete un account proprio, quindi vi siete logati, vi siete registrati, ve lo siete scaricati sul telefonino, perché anche l'iPad, ve lo siete registrato anche per l'iPad, e quindi sul computer ve lo siete registrato anche lì, quindi tutti i contenuti saranno sempre a disposizione in qualunque momento su ognuno di questi vostri dispositivi. E naturalmente lo sharing anche qui è di casa, quindi condivisione immediata per email o sui social di quello che scrivete se vi serve. E per correttezza vi dico che esiste una bella funzionalità, ma solo in versione pro, che vabbè, io non ho mai voluto provarla, ma c'è il riconoscimento in OCR con le Moleskine, perché loro hanno fatto un accordo con le Moleskine. Che significa? Significa che se io vado a scrivere degli appunti cartacei con una scrittura che non sia tipo quella mia, dove non si capisce nulla, con una scrittura diciamo pulita, ecco, bella, una buona scrittura, e poi c'è una possibilità tramite il telefonino, tramite Evernote, di riconoscere i caratteri, quindi di ritrovarvi tutto ciò che avete scritto a mano tradotto in scrittura, in caratteri digitali, in file digitali, ed è molto comodo, però è una funzione a parte che va pagata. Ho anche scelto in alternativa a Evernote, che è proprio, quando poi aprirete Evernote vi rendete conto che, soprattutto se l'aprite da PC, che è quasi una piattaforma di scrittura. Diciamo, ma io preferisco qualcosa di ancora più semplice. Ecco, non è male neanche Simple Note. È molto più light, molto più pulito il design di Evernote. Anche questo ovviamente è gratuito per Android e anche per gli iPhone. È molto interessante perché anche qui c'è la possibilità di cercare le parole chiave, non c'è però la possibilità di abbinare, ve lo dico, immagini e video come per Evernote. Però ci sono 2 cose interessanti. Intanto si può lavorare in maniera collaborativa, che significa, un po' come tutto sommato succede per esempio per Google Drive, per chi di voi lo usa. Significa che se voi lavorate in gruppo, in team, in 2 o 3 persone, su un unico documento, perché magari avete deciso di fare un lavoro di gruppo e avete delle fonti in un unico documento, ci si può accedere in più persone. E è molto carina anche la possibilità di andare indietro nel tempo. Vi capita magari di cancellare delle informazioni sui vostri appunti e poi non perdete sostanzialmente. Invece Simple Note vi registra le varie versioni del tempo, quindi in realtà non perdete le versioni dello stesso documento che avete registrato prima. E poi ho voluto solo chiudere con queste 2 applicazioni, perché sennò il tempo poi è a nostro sfavore, perché credo che le applicazioni di scrittura debbano essere quelle più semplici possibili e che diano il massimo del risultato possibile per noi giornalisti, e sicuramente queste 2 sono quelle riconosciute un po' dalla comunità, diciamo così, del web, che funzionano, che non vi lasciano il naso, che sono gratuite, che sono ben riconosciute da tutti, ma ce ne sono tante altre. Andiamo a fotografia. Gli smartphone hanno una grande potenzialità in termini di resa
lo devo dire io. Allora cos'è che noi scegliamo, cos'è che noi chiediamo ad un'applicazione? No? Soprattutto nel nostro caso. Noi chiediamo una post-produzione a livello fotografico, poi vedremo anche a livello video, che sia veloce, immediata e che vada a correggere quelli che sono i più comuni errori che si fanno soprattutto quando non si è professionisti della macchina fotografica e comunque quando non si ha una macchina fotografica dietro, qualora la si sapesse usare bene, e quindi magari lo smartphone non è al massimo, no? Pensiamo al bilanciamento del bianco, esiste ovviamente sullo smartphone, ma non ha la precisione di una buona Canon, è ovvio che si regola in un certo modo. Ma invece ci sono delle applicazioni, e ce ne sono, ripeto, tantissime, che fanno un buon lavoro. Questa qui, Camera Plus, è un'applicazione che resiste negli anni, cioè già da un po' che c'è e continua ad essere la preferita, o comunque tra le preferite applicazioni del suo genere. Costa 0,89 veramente. Cosa avete con 0,89 centesimi? Avete la possibilità di fare l'esposizione, la messa a fuoco, di scegliere la modalità di scatto, di potenziare il flash, di comporre degli scatti con la griglia, di avere uno zoom digitale non indifferente a 6x, non è male, e anche se è preferibile, se fate foto sapete che meglio evitare, però insomma, se poi siete nelle condizioni di doverlo usare sapete che lo potete fare. E c'è quella modalità di editing basica che è quindi migliorare la luce della foto, correggere se avete purtroppo scattato la foto in controluce, no? Cioè dici, ma non scatti una foto in controluce, ma dipende dove sta la persona, cioè a volte non si possono far spostare le persone da fotografare. Ci sono delle situazioni che accadono lì, in quel momento, che non puoi fare spostare le persone, puoi metterle in posa, stanno lì, hanno, che ne so, come in questo momento con una luce dietro, quindi stanno in controluce. Devo assolutamente usare questa fotografia. Con 2 passaggi di pollice ci sono 3 possibilità con Camera Plus, per esempio, per correggere il controluce. Il tasto, che è molto simile a quello della bacchetta magica che troviamo in tanti nostri smartphone, indipendentemente dal marchio, ed è veramente ottimo, già basta quello per correggere, ma ci sono poi altri tasti, c'è una funzione all'amico, si chiama proprio così, su Camera Plus, che consente di manualmente correggere tutto, quindi il contrasto, la luminosità, bilanciare il bianco. Per esempio immaginiamo quelle fotografie che vengono scattate in ambienti gialli, no? Tipo quella stanza lì, che è una stanza che non gode di luce naturale e che ha questa luce giallina che certamente non fa bene alle foto. Queste sono delle situazioni che poi, una volta trasferite, ma non solo sul web, anche sul giornale, non è che abbiano il massimo della... però invece lì li puoi correggere, e puoi correggere anche, devo dire, più che dignitosamente, e ripeto, in pochissimi passaggi, cioè stiamo parlando di secondi, è più a spiegarlo che a farlo. Una applicazione altrettanto usata, però per quanto mi riguarda meno efficace di Camera Plus, naturalmente è il mio giudizio, è Adobe Photoshop, che però ovviamente il marchio è quello che è, inutile spiegarlo. Attenzione però, non stiamo parlando della stessa resa del Photoshop che noi usiamo nei nostri PC, è ovvio, attenzione, però in effetti la qualità è molto alta e soprattutto è migliorata nel tempo, e ce l'abbiamo anche per Android oltre che iOS. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo anche qui le funzioni proprio basiche, tipo la classica bacchetta magica che immediatamente sistema la luce, sistema quelli che possono essere i difetti di ombreggiatura, il taglio, no? Interessa solo quella parte della foto, con quel taglio lì, quello lo fanno tutti. Però è interessante perché con altrettanta rapidità ha dei filtri che non sono banali. Andiamo a qualcosa di più caro, tra virgolette, siamo a 2,99 €, quindi non è che perdiamo le nostre potenzialità di conto corrente, ma naturalmente non dovete scegliere non sto dicendo che dovete averle tutte sul telefonino,
Cioè il discorso di poco fa è sceglietene una, quella che fa per voi, perché vi piace l'interfaccia, perché vi piace la funzionalità, sceglietene una. Qui perché fa la differenza la Pro Cam per iPhone rispetto alle altre? Perché la Pro Cam è usata soprattutto da chi invece sa lavorare in manuale, quindi non in automatico, con la macchina fotografica, quindi conosce quegli elementi basici ma importanti per fare una buona foto con la propria fotocamera. Ma siccome abbiamo detto che magari la fotocamera non ce l'ho dietro, oppure ho scelto di fare un po' questo lavoro con lo smartphone, o comunque magari non era un lavoro ma la notizia è lì davanti a me, ecco, devo dire che 2,99 € sono ben spesi sotto tutti i punti di vista, ottima capacità di scattare per esempio in modalità notturno. Sapete che chi ha lo smartphone sa che il peggior nemico anche del migliore smartphone è sicuramente il pomeriggio e la sera, no? Perché immediatamente la resa delle foto e dei video si abbassa tantissimo, no? Questa applicazione in effetti fa qualcosina per la modalità notturna, riesce ad avere una marcia in più, e poi anche qui un'ottima potenzialità in termini di zoom e anche di formati. E anche qui ci sono ovviamente i filtri artistici, ma nel nostro caso ne faremo a meno, poi dipende dai gusti e dalle modalità. I collage non sono più, come sembravano negli anni scorsi, delle robe artistiche per chi ama lavorare sui social, o non solo lavorare, o comunque esprimersi sui social. In realtà i collage cominciano ad essere usati in maniera più interessante, quindi meno artistica, più legata al nostro storytelling, quindi anche per la cronaca, per rappresentare in pochi passaggi fotografici quelli che sono quelle di una realtà da registrare. Ci sono anche in questo caso tantissime applicazioni. Una di queste è DipTik, con meno di €1 per tutti gli smartphone, propone, vedete questi pallini qua, significa che di layout come questi in realtà ce ne sono tantissimi, ce ne sono credo una settantina se non ricordo male, che danno la possibilità di regolare il proprio layout, facciamo layout tipico, no? Layout tipico che illustra un set tipico di fotografie legate a luoghi. Immaginiamo, per esempio, non è un caso che DipTik venga usato moltissimo dal giornalismo che si occupa di viaggi, dal travel blogger, cioè di coloro che fanno informazione con turismo, viaggi, eccetera, eccetera. È molto interessante perché è facilissimo e qui non si vede, ha una modalità testo, cioè ha una modalità di titolazione eventualmente delle foto molto basica ma molto pulita, cioè riesci a fare delle didascalie o dei titoli molto discreti o anche molto evidenti a seconda di quello che ti serve. Anche qui c'è una modalità di editing di foto che è contenuta nell'applicazione stessa, ma il mio consiglio invece prima che sistemate le foto per bene, no? In termini di luce, in termini di taglio, eccetera, e solo dopo lavorate per il collage, non viceversa, cioè non fate l'errore di prendere le foto vergini, tra virgolette, quindi non lavorate in post-produzioni magari imperfette in termini di luce e di taglio e poi lavorate lì. In teoria lo permette, ma non ha le stesse capacità, parlo di editing, non ha capacità di editing delle applicazioni che vi ho detto, che vi ho parlato poco fa, mentre invece funziona benissimo per creare il layout del collage. Abbiamo chiuso questa piccola parte legata alle fotografie, passiamo ai video. In questo momento, ma non è da poco, almeno da oltre un anno, dal 2013 direi, forse 2, è molto apprezzata questa applicazione che si chiama Filmic Pro. Lo dice un po' la stessa parola. Diciamo che perché potrebbe essere usata, perché potrebbe essere interessante, perché Filmic Pro andrebbe in teoria a migliorare le performance dello smartphone già di alto livello del vostro dispositivo. Che significa? Significa che può andare a fare un editing
di video come se vi trovaste in mano una telecamera o un programma, una telecamera semiprofessionale oppure un programma di post-produzione professionale. Quindi andrete al momento di girare, orientare prima la messa a fuoco, fare lo zoom, scegliere eventualmente lo zoom in tempo reale, c'è la possibilità di fare risoluzioni con più di 2 modalità, quindi è consigliabile solo se avete già una certa dimestichezza con i video, o perché ci lavorate già con la telecamera o perché avete un po' quella sensibilità, quel piacere di lavorare con i video magari da non professionisti, ma sapete un po' come funziona. Questo per esempio è tipico di chi magari già lavora con la macchina fotografica e quindi si trova un po' preparato alle riprese video, anche se poi magari non lo fa di mestiere. Quindi proprio comunque è molto semplice, non vi fate spaventare da quello che vi ho detto, cioè non significa che se non avete mai preso una telecamera in mano non dovete usarlo, anzi provateci pure, perché poi alla fine ha è molto intuitiva come applicazione, non confonde nessuno, è molto semplice, è molto leggero. Andiamo avanti. Per Android l'omologa, nel caso di Android, è Cinema FB5 con €1,99. Anche qui è praticamente identica a Filmic Pro, con la differenza che qui si lavora molto con le mani, col touch, nel senso che c'è il controllo manuale delle funzioni, delle varie funzioni, ma si può fare anche con i vari tocchi, diciamo così, quindi è ancora forse più semplificata rispetto alla precedente. Video zoom, allora, sulla opportunità, se qualcuno di voi già gira con la telecamera e fa lavori come videogiornalista, sa che l'opportunità di usare il zoom soprattutto in un contesto di produzione veloce video non sempre opportuna, cioè meglio avvicinarsi, ma ci sono delle situazioni in cui non si può fare, non ci si può avvicinare, l'oggetto è lontano, non puoi muoverti e quindi necessita lo zoom. Ma voi dite, ma lo zoom tutto sommato ce l'ho già nello smartphone? Beh no, perché le applicazioni, se le andiamo poi a scegliere e a comprare, anche gratuitamente, non ha importanza, questa costa in realtà 0,89, non 0,79, vabbè cambia poco, voglio dire, anche per pochi centesimi l'acquisto, la presenza nel vostro smartphone deve sempre avere un significato. È tutto semplicissimo, non è che bisogna capire molto, c'è un'interfaccia molto intuitiva, semplicemente premendo questo vai a registrare, a regolare lo zoom fino a selezionare il punto di messa a fuoco e di esposizione più alta dell'immagine, ma c'è anche la possibilità di utilizzare il flash, di registrare il video in un primo momento, poi o meglio, di girarlo in un primo momento e registrarlo soltanto poi quando siete sicuri che il risultato finale è quello che volete per voi. Si possono scegliere 4 risoluzioni di registrazione, perché abbiamo detto che mobile journalism è velocità. Io devo confezionare questo video per mandarlo tra 10 minuti in redazione e lo posso inviare solo con il mio cellulare. Il mio cellulare non può mandare roba pesante, devo arrivare a mandare un video che sia leggero ma che non sia sgranato, che deve andare bene per il web. Quindi io posso permettermi, scelgo sulla base della mia esperienza, sulla base della mia necessità, una di queste 3 possibilità, che sono 3 soltanto, quindi non c'è una vastissima gamma come se ci trovassimo di fronte a un programma di editing professionale seduti comodamente sul PC, ma pensate sempre che siamo in una situazione mobile, cioè non siamo a casa con i nostri tempi a montare una cosa che poi magari possiamo anche consegnare l'indomani. Siamo in un momento in cui per esempio le breaking news ci impongono di usare questi strumenti. E poi anche qui c'è possibilità di scegliere i preset di esportazione per ottimizzare l'utilizzo dello spazio sul disco. Quindi come vedete è una piccola applicazione, fa poche cose ma te le fa nell'ottica poi molto concreta nell'uso giornalistico. È un
Mussio è molto carina perché, anche questa è gratuita, è solo per iPhone, stabilizza l'immagine. Era un po' quello che vi dicevo poco fa. Questo non significa che se poi insomma tremate come matti perché non siete abituati a girare con lo smartphone vi aiuterà al 100%, ma sicuramente corregge molti difetti. Io sono certa che molti di voi lavorano su YouTube, cioè importano i propri lavori sul proprio canale YouTube, per esempio. Sapete che lì c'è già una possibilità di stabilizzazione, però poi vi accorgete dei difetti, no? Che questa opzione YouTube porta in sé, cioè nel senso che poi a un certo punto, non so se avete mai provato, accade che c'è una distorsione dell'immagine molto evidente, a volte dicono no, io non ho visto questo difetto, non mi ricordo di aver caricato un video con questo difetto, in questa clip invece scopri che la stabilizzazione di YouTube, che ahimè fa pagare un prezzo a volte, no? In questi termini qualitativi. Ecco, immaginate che facciamo finta che invece voi sappiate girare bene, ma vi trovate in una modalità insicura, avete qualcosa sotto i piedi che non vi così, oppure c'è la calca dei colleghi che vi spinge, no? Questo per esempio potrebbe essere un problema, potrebbe essere causa di immagine che va, no? Ballerina. E Mussio dà comunque quella regolata che vi dovrebbe consentire nella stragrande maggioranza dei casi di non avere l'immagine tremolante. Quindi queste sono delle app selezionate, ripeto, quindi se volete farvi una cultura, a parte che poi vedevo chi per qualcuno di voi prende appunti, fate bene, però guardate che poi avrete queste slide, le troverete pubblicate, quindi magari se volete prendervi un po' di tempo, guardate negli store dei telefonini quali sono le applicazioni simili a queste, fatevi un'idea così anche per capire. Però questa selezione è stata fatta, devo dirvi molto onestamente, cioè sulla base dell'uso sicuro e condiviso anche con altri mobile giornalisti. Però niente, vedete, possiate trovare di migliori. Allora, video editing su smartphone. Andiamo al punto dolente. Quanti di voi sanno montare video? Potete alzare la mano? Non pochissimi, un 35%. Qui quanti di voi sanno montare video? Vabbè, diciamo che un 25-30% monta video, che però è una buona percentuale, perché qualche anno fa c'era uno che alzava la mano e faceva il camera. Invece non è più così, perché il digitale ha avvicinato molto. Ma arriviamo al punto dolente. Non so girare video, però mi avvicino allo smartphone perché potrebbe essere un modo per girare con facilità, cioè traducendo, non compro le mie 1500 euro di telecamera professionale, semiprofessionale o 1000 euro di semiprofessionale perché ho già lo smartphone, comincio a girare così. E poi dove faccio a montare? E beh, lì c'era quello che abbiamo fatto un po' tutti. Io sono professionalmente nata e cresciuta nel quotidiano, cioè non è che qualcuno mi abbia mai insegnato per motivi di lavoro come si monta, ho dovuto imparare in un secondo momento della mia vita, perché il digitale significa multimedialità e multimedialità significa anche appunto saper gestire non solo la scrittura ma anche le immagini, quindi anche la costruzione e l'editing. Ognuno lo fa per quello che sa farlo, cioè c'è gente, ci sono giornalisti che lo sanno fare veramente molto bene, fanno dei montatori professionisti, qualcuno che sa fare le cose fondamentali. L'importante è non consegnare i video con tutte quelle imperfezioni che noi sappiamo. Anche a volte un'intervista semplice, come dire, realizzata nelle migliori delle condizioni di luce, di tempo, eccetera, se non è montata a quelle imperfezioni che rendono il nostro lavoro magari professionale nel contenuto ma non nella forma, ed è un vero peccato. E allora, in quest'ottica di velocità, leggerezza, mobilità, come ci può venire in aiuto, attenzione, sia per chi sa montare con Premiere o con Final Cut, qui chi monta capisce quello che voglio dire, sia per chi non sa montare, questi vanno benissimo, perché sono due programmi, uno per iPhone, l'altro comunque per cellulare Android, che comunque ti danno le cose fondamentali.
non immaginate miracoli da grandi montatori professionisti, però le cose fondamentali le abbiamo, cioè noi andiamo a fare con queste applicazioni dei tagli precisi dal cellulare, tagli di clip che fino a qualche anno fa, ma neanche andare lontano, fino a 2 anni fa sembravano improponibili, cioè nel senso che tu potevi tagliare la classica forbicina taglia clip, ma in realtà il taglio non era mai preciso, non andavi mai a tagliare il secondo, quella parola in quell'istante, per quel mezzo secondo di pausa, no? Adesso invece si può. Questo perché le applicazioni sono in crescita. iMovie, lo conoscete tutti quelli che avete iPhone o iPad, continua a essere per Apple quello in assoluto più usato e probabilmente anche quello che rende di più. Parliamoci chiaro, abbiamo la Apple che ci lavora e le rilascia versioni sempre più aggiornate, sempre più solide, funzionali, concrete, di semestre in semestre si va avanti, ci sono dei miglioramenti evidenti, cioè la iMovie di 2 anni fa o di anche solo di un anno fa non è quello che abbiamo oggi. E quindi cosa c'ha di comodo? Di comodo c'ha che è essenziale, quindi non ha un'interfaccia che confonde, quindi è comodo anche per chi non ha mai montato. Cosa fa? Semplicemente tu hai già girato dal tuo smartphone, quindi hai nella tua gallery di foto o di video, come dire, hai già il tuo materiale. Lo importi semplicemente con un tasto, lo importi con un tasto in un secondo, meno di un secondo, dentro iMovie. A quel punto la timeline che vedrai scorrere è molto semplice, c'è niente di cui confondersi. Ci sono 3 funzionalità base: il taglio, l'accoppiamento dell'audio, il taglio dell'audio, il volume dell'audio, la possibilità di accoppiare oltre all'audio che puoi fare tu anche, quindi puoi fare il tuo speech come se fosse un pezzo per digiti, lo puoi fare lì dal microfono del tuo smartphone in quel momento, oppure puoi abbinare un file audio presente sul tuo smartphone, che potrebbe essere una colonna sonora, magari non amo molto adesso, prima non ne parlavo, cioè non la pensavo così, ma negli ultimi anni ho capito che le colonne sonore per i video giornalistici non sono il massimo neanche sul web, però queste sono cose personali. Però può servirti. Puoi alzare il tuo speech, abbassare il rumore di fondo, per esempio. Insomma, puoi fare tanto. Un'altra grande virtù di iMovie è l'esportazione velocissima. Basta avere semplicemente, non hai bisogno neanche del wifi. Io ricordo meno di un anno fa una grandinata impressionante che mise in ginocchio la mia città, io vengo da Catania, e figuriamoci una città del sud dove c'è sempre caldo, avere a che fare con le strade inondate di un oceano di acqua, una grandine che devasta, addirittura abbiamo avuto danni proprio seri alle macchine, bozzi incredibili, tutto fermo, una città per 4 ore, senza luce, senza possibilità di circolare neanche poi nelle periferie. Io montavo questo video in macchina, cioè io ero bloccata con la macchina che galleggiava, però io riuscivo a affacciarmi dal finestrino, girare e poi scrivere l'audio, scrivere il testo in macchina, montare il video ed esportarlo. Il tutto è durato non più di 7-8 minuti e subito dopo era sulla pubblica tranquillamente, per giunta anche con il titolino già dentro, cioè nessuno doveva fare niente. Ho anche mandato il testo e fatto e basta. Ma una volta non era così, cioè fino a 2 anni fa esportare 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 di video montato con iMovie direttamente dalla mail era una cosa pesantissima. Adesso non è più così, no? Perché ci sono le possibilità di girare con pesi diversi. Vabbè, dissolvenze, ovviamente andiamo a fare cose artistiche, dissolvenze basiche e le basi musicali che servono. Stessa cosa, l'omologo diciamo di iMovie per Android è anche qui un'applicazione che resiste, vedo che esiste da anni, è Vid3 Pro. Anche qui taglio fotogrammi anche nella persona centrale, dove questa è una vecchia dicitura, in realtà non è scontato adesso, qualche anno fa non lo era. E si possono anche convertire formati video, preferisci un
P4, preferisci un punto MOV, preferisci no, punto MOV qui, appunto, preferisci vari formati, perché non so, la tua redazione preferisci un formato anche un altro, lo fa. Anche per l'audio. E poi un minimo di effetti video di editing, per esempio vuota e capovolgi. Non so se vi è mai capitato di girare al contrario il video qualche volta. È brutto, cioè uno lo deve rivuotare nella versione giusta. Fino a qualche tempo fa questa funzione era solo per i programmi di editing da casa, non quelli buoni, quelli professionali. Rallentare, rimuovere l'audio, fare in modo che sia solo senza parlato, solo sul tuo speech, insomma tutto questo lo fa. Anche qui il prezzo è veramente 2,20 €. Poi sempre una chicca, ci sono anche delle... Ecco, no, aspettate, torno a quello precedente, a proposito dell'editing. Naturalmente, anche qui vi ho messo le due fondamentali, ma ce ne sono tantissime. Anzi, se volete, poi se qualcuno è interessato e vuole perdere tempo a cercare le altre buone, equivalenti a quelle che vi ho detto che sono buone sul mercato, quindi che sono testate, che funzionano e che vengono curate dalle company, semmai avvicinatevi dopo che vi dico quali sono delle slide che ho fatto in passato recente, tipo 6 mesi fa, dove invece sono elencate tutte e quindi ve le andrete, se volete, anche a guardare, a cercare. I prezzi sono sempre quelli però. Dicevo, adesso andiamo a qualcosa più chicca, più così, carino, anche da un punto di vista estetico. Per adesso abbiamo guardato cose molto basiche, molto essenziali per il nostro lavoro, però sappiamo che a volte, quando noi facciamo dei contenuti, non è che sempre li produciamo per una, come dire, per una redazione per una testata che ha, diciamo, delle regole ferme. Se io lavoro per Repubblica non è proprio auspicabile che si facciano le sigle dei video, no? Io so che Repubblica fa un formato e basta, cioè ma ci mette il nome sopra con la testa col logo e basta. Ma se io invece decido di fare dei contenuti per delle web tv che magari come dire, hanno dei contenuti un po' più free, un po' più liberi, io posso decidere. Questo vale anche per chi ha dei blog di informazione, quindi magari si sgancia un po' dalle regole grafiche, possiamo decidere di fare un format di titolazione che è abbastanza normale da produrre, con un minimo di ragionamento, ci perdi un po' di tempo con i programmi professionali, e invece qui per la prima volta ci sono delle applicazioni che quindi ti fanno il format, per esempio il format di titolo, quindi stiamo parlando di layout video che prevede un certo tipo di design di titolo o di come dire, suddivisione in capitoli del lavoro video molto molto interessante. Uno di questi è il Text. Text lavora con 1,99 €, serve solo in effetti se avete questa voglia di sperimentarvi con un'estetica che non sia proprio quella da quotidiano video, magari per creare dei format vostri, cioè queste applicazioni dovreste vederle, e poi questo si capirà nella seconda parte del lavoro, anche come possibilità di creare delle cose vostre per il web, no? Cioè non è detto che voi vogliate distribuire questi contenuti in piattaforme che sono tipiche delle testate, delle grandi testate o delle medie testate regionali. Io posso decidere di, per esempio se sono freelance, di produrre dei contenuti video con delle modalità mie, cioè con delle modalità specifiche, più creative, e quindi in realtà le applicazioni mi danno modo di riflettere su questo. Andiamo avanti. Videolicious, ci sarebbe il primo video da vedere. Videolicious, intanto che ecco qua. Possiamo, allora, 2 minuti spiego cos'è. Abbiamo parlato di montaggio poco fa e vi ho fatto vedere delle applicazioni che lavorano imitando perfettamente diciamo, i processi, le timeline tipiche dei programmi professionali. Infatti ho citato Premiere, ho citato Final Cut, Avid, insomma quelli che sono i grandi programmi, quelli che costano un po' e quindi che le aziende usano. Ma io posso decidere, se voglio ancora avere un approccio diverso, più originale, di
usare altro. Altro significa che non ho più quelle modalità, ma ne ho altre totalmente diverse, ma che sono più semplici. Una applicazione che sta andando veramente bene è Videolicious. Che cosa fa di diverso? Allora, avete presente le timeline? Scompaiono. Semplicemente abbiamo un'applicazione pensata per posizionare solo le singole clip, quindi voi non andate a regolare niente, andate semplicemente a mettere le singole clip che voi decidete, nell'ordine ovviamente che decidete voi, di posizionare, e alla fine il montaggio verrà quasi in automatico, con una regolazione automatica anche in termini di luce e di qualità. Questi sono esempi di video montati con Videolicious. Ci sono tanti, preferirei questo qui, Video Tour, forse è quello più che si avvicina alla nostra qualità, diciamo, giornalistica. Vediamo un po'. Hi, I'm Jason Haber of Rubicon Property, and welcome to the Barclay Mansion at 5 East 78th Street on Manhattan's Upper East Side. You know, this block is one of the most beautiful in all of New York. Questo è un video che parla un po' del mercato immobiliare così, non è proprio esattamente giornalistico, però è per darvi l'idea del risultato. Townhouse itself was built around 100 years ago and represents some of the finest in architecture that you'll find in New York City. In this Vedete la dissolvenza molto semplice, ma non siete voi che l'avete scelta, sta proprio nel forno. Cioè tra una clip e l'altro c'è già la dissolvenza dentro. Sapete che c'è già. 3,700 square feet on 3 floors. It even has its own private entrance, which is adjacent to the main entrance of the house. Naturalmente potreste usarlo anche con la telecamera, videocamera, non è il filmatorio che usiate con le produzioni su smart, se vi fa piacere. About this house is unique. In fact, in the master bedroom, there are 2 full bathrooms. It's something I've never seen in any other. Ok, allora, quindi questo è l'automatismo al massimo, cioè non siete più voi che, siete più voi che scegliete, come è giusto però che si sappia fare, scegliete ogni passaggio e operate su ogni passaggio dell'editing. Ci sono quindi delle applicazioni, Videolicious è quello che va più per la maggiore in questo momento, che vi aiuta ad automatizzare questo passaggio. A chi conviene? Ma io dico che sarebbe meglio usare, diciamo, i programmi e le applicazioni che imitano il più possibile i programmi di montaggio, per un semplice motivo, perché se non sapete montare e iniziate ad abituarvi con queste applicazioni per smartphone, una volta che vi trovate davanti i programmi di montaggio, sia professionali che professionali, sostanzialmente avete già imparato per metà il lavoro, e non è una cosa da poco, però esiste anche questo che volevo far vedere. Andiamo sull'audio. L'audio non è una banalità, nel senso che non so quanti di voi si siano mai sperimentati in questo senso o se abbiano un po' visto la produzione, devo dire un po' scarsa in Italia, che è quella degli audiodocumentari. Gli audiodocumentari per il web sono molto rari, ma sono molto interessanti, sono più usati all'estero che in Italia. Pensate a SoundCloud, che sicuramente molti di voi conoscono. Quanti di voi hanno un account SoundCloud? A parte lui, tu, pochi. Allora, SoundCloud è molto interessante perché funziona su PC, funziona come applicazione, vi consente di registrare e di registrare che sono interviste, per esempio nel nostro caso, di fare un minimo di circuito social di questo contenuto, quindi di promuoverlo all'interno del mondo di SoundCloud e poi di embeddarlo nei siti. Non è una cosa da poco, cioè voi avete un contenuto audio, potete embeddarlo in un sito, in un blog. Ora vedremo come, che uso si fa di SoundCloud. Ecco, però l'audio deve essere buono, anche lì c'è un problema di montaggio. Sappiamo tutti come funziona. Il nostro interlocutore, per esempio nel caso dell'intervista, che è il caso che è più semplice da esemplificare, non sappiamo mai cosa ci capita, no? Può succedere di tutto, magari una persona parla benissimo ma gestisce male il tempo. Però la verità è che anche per l'audio c'è il problema dell'editing, cioè una volta che quell'audio deve essere sfruttato per contenuti web e aggiungo anche per contenuti radio, per chi dovesse lavorare in radio, quando si lavora in multimedialità dobbiamo pensare che il nostro lavoro può andare su più piattaforme, quindi può andare sul sito,
può andare sui social, può andare su radio online, radio web, radio le normali radio della nostra città, questa è un'altra storia, ma dobbiamo dare un prodotto montato. Ci sono delle applicazioni anche qui molto semplici, con le interfacce proprio basiche, cioè non c'è nulla da imparare, c'è solo da aprire, guardare, fare delle prove, alla terza prova aver imparato, cioè questo è il senso delle applicazioni, non è il senso di dedicare intere giornate. Ci sono due belle applicazioni, io per belle intendo che sono veramente semplici da imparare e che funzionano. Una è Recorder Pro, è 1,99 €. Conviene solo se si lavora con l'audio, naturalmente, nel senso che se io ho un buon iPhone, un buon Samsung, accendo il premium e c'ho già un buon audio, però se lo voglio editare con precisione, a questo punto deve intervenire un'applicazione. Anche qui c'è la possibilità di salvataggio in cloud, c'è la possibilità di titolare, c'è la possibilità di ovviamente di gestire poi anche i contenuti in cartella. E più cara, una molto simile di Recorder Pro, esiste per Android. Non so perché c'è questa differenza di prezzo, però è sostanzialmente la stessa applicazione, ma credo con due società diverse che lavorano sui due mondi in concorrenza. Quindi registrate e poi editate per gli usi che sono più utili a noi. Ci sono poi, per chi dovesse lavorare con l'audio in maniera più professionale, soprattutto se siete arrivati al punto in cui avete anche comprato un microfono per l'iPhone, quindi avete capito che per fare un'intervista e avere il microfono unidirezionale eccetera, dovete avere il microfono appunto. A quel punto ci sono delle applicazioni di livello molto alto, più costose, forse queste sono le più costose della batteria di applicazioni che vi ho presentato stamattina. Siamo nell'ottica delle 7,99 €, naturalmente solo ed esclusivamente se si lavora su questo fronte. Andiamo avanti. Adesso sono già le 11:21, vabbè, ultimi 5 minuti. Come si gestiscono le applicazioni nel proprio telefonino? Si gestiscono con ordine, naturalmente, no? Quindi le metti, questo per esempio è uno screenshot del mio desk di telefonino, le metti così, cioè vanno ordinate, perché il rischio, i primi tempi, i primi momenti, nelle prime fasi in cui ci si converte alle applicazioni è quella di sparpagliarle e impazzire, poi perderle, no? Quindi ci si organizza, poi vedete ce ne sono tante, per esempio per la scrittura, la gestione di scrittura ne avevo altre, ma non ne ho parlato perché se ne costate qui ore, per i video ne ho tante, ognuno fa una cosa diversa in realtà, però è sulla base di quello che ognuno fa. L'unica cosa che non vi ho detto, che lo vedo per scontata, è che l'unica cosa che serve è avere una bella carica sufficiente sia di SIM che di batteria, perché tutto il lavoro fatto con video e foto su smartphone è veramente vampirizzante, vampiresco, non so come dire, cioè risucchia tantissimo, quindi una buona connessione, una buona tenuta di batteria e quindi batteria alternativa, adesso ci sono quelle, le vedremo anche che vanno in energia solare, perché no, cominciano a funzionare, prima sembravano giocattolini, invece non è così, funzionano bene, soprattutto per chi fa lavoro in condizioni che non sono esattamente ottimali, cioè non è che sempre abbiamo la presa per caricare, no? Cioè, dobbiamo anche pensare che risucchiano tantissimo. La leggerezza è una leggerezza imposta. In che senso? Perché lo dico? Perché insisto su questo punto? Ma perché se io mi devo caricare lo zainetto di roba, ma non ha senso che facciamo un mobile journalism, quanto vale prenderti la telecamera? Cioè, noi dobbiamo stare leggeri e dobbiamo muoverci con velocità durante il reporting, dobbiamo essere leggeri, veloci e dobbiamo essere insomma sempre pronti. E se proprio dobbiamo scegliere qualcosa che appesantisca quei 200 grammi di telefono, dobbiamo scegliere le cose fondamentali, sicuramente un microfono, perché poi immaginate cosa significa fare un'intervista a una persona per strada quando scorrono le macchine dietro, cioè la verità è che prenderete entrambi, sia le macchine che la voce, no? Quindi dobbiamo
pensiamo a forse che il vero acquisto potrebbe essere un microfono, adesso ce ne sono molti, fino a 3 anni fa era un problema, cioè nel senso non si capiva cosa dovevi attaccare al Samsung, adesso non è più così. E stessa cosa con ovviamente vado un po' avanti su questo, con dei prezzi vari, nel senso che te la cavi con 20 euro ma puoi arrivare anche a 200 per microfoni di un certo tipo, ma siccome la qualità del microfono interno dei cellulari è già alta, basta qualcosa di medio costo per poter semplicemente essere pronti nel momento in cui effettivamente serve. La batteria è il monopiede o il treppiedi o insomma qualcosa che naturalmente vi dia la possibilità di fare quando volete fare video delle cose che insomma non potete fare da soli, cioè se volete fare uno stand up e c'è chi lo fa, per chi lavora nelle web tv, dovete avere la possibilità di piazzarvi il telefonino e stare di fronte al telefonino, non c'è niente da fare, non è che lo potete montare su una sedia, dovete avere l'altezza giusta, eccetera, eccetera. Ma vale anche per certe cose, cioè se conviene usare il monopiede o il treppiede, usatelo, cioè tanto sono molto leggeri anche quelli ed è l'unica cosa forse insieme al microfono e alla batteria per cui vale la pena di appesantire il peso, ecco. Cioè leggeri sì, però questi due, microfono e batteria, monopiede portatile o treppiedi portatili. D'altronde adesso lo vediamo. A volte, per esempio, ci sono delle cose che vanno bene sia per la telecamera o per la fotocamera che già avete, il treppiedi, quella classico treppiedi della Manfrotto che può costare poco o può costare molto, basta cambiare la testina per adattare l'iPhone o il Samsung ed è fatta, avete già un prodotto a casa per altri usi, poi l'importante è che ce l'avete leggero, no? Che lo portate leggero, perché alla fine non ha senso portarvi il Manfrotto super professionale per una cosa che pesa 200 grammi, super professionale, quello più pesante, ha senso perché avete la telecamera che pesa, no? Ma se avete una cosa leggera, andate con una cosa leggera. E indossate sempre gli auricolari per la verifica audio, questa è una cosa che chi lavora con la telecamera sa, è veramente banale ma bisogna dirlo, anche l'iPhone o il Samsung fa cattive sorprese a volte, no? Perché avete premuto qualcosa eccetera, che ve ne fate con l'immagine senza audio? Voglio dire, è più facile che utilizzate il contrario, avete sempre un audio, utilizzate non l'immagine se vi viene male quella, cioè voglio dire, quelle degli auricolari è tra l'altro anche un ripiego per chi non vuole utilizzare il microfono, cioè non vuole comprare il microfono, non se lo trova dietro. L'auricolare pesa, che ne so, quanto pesa? 6 grammi, 7 grammi, tutto arrotolato, però se avvicinate al vostro interlocutore per l'intervista la parte del microfono si sente ugualmente, quindi comunque avrete il vostro anche microfono con l'auricolare, sebbene molto basico, ma l'avete. Va bene, e poi naturalmente selezionare la modalità aereo, perché uno ovviamente dei problemi di lavorare con lo smartphone è quello che non devono assolutamente interferire le telefonate mentre girate, no? Questo è ovvio, perché non c'è cosa più brutta di dimenticare il telefono acceso sostanzialmente e vi arriva la telefonata mentre state intervistando qualcuno. Ora andiamo a vedere, qui c'è il video, adesso Carlo Felice che oggi questa veste di assistente, adesso vi faccio vedere quello che in realtà è molto presente in varie, se andate su YouTube vedrete che il kit per il mobile journalism è pieno. Nel senso, cos'è il kit? È quello di cui vi ho parlato finora, cioè c'è un kit liquido, tra virgolette, e un kit che non ce l'hai? Quella... Ci siamo persi. Ah, si è bloccato? Dicevo, il kit qual è? Il kit è quello di cui ho appena detto, il kit è quello immateriale, cioè delle applicazioni quindi che stanno dentro il vostro telefono, non pesano nulla, e poi c'è il kit dei gadget. Anche qui il ragionamento è: che portafoglio avete? No? Quanto volete spendere? E soprattutto, ma dovete spendere per forza, cioè andate a trovare quello che vi offre il mercato con prezzi dignitosi per le vostre tasche, soprattutto se siete freelance, ma che arrivano poi ad un livello di sostenibilità anche di peso, nel famoso zainetto, e di sostenibilità economica. Cosa vedremo in questo video? In questo video vedremo una carrellata di gadget basilari che in teoria dovreste avere per avere un kit perfetto, ma non significa che dovrete averle tutte, quindi non è uno spot a cattatevillo, no? Cioè non è uno spot in questo senso.
è semplicemente una carrellata terrestre per capire quali potrebbero essere diciamo, gli acquisti da fare esterni al telefonino per potenziarne ci siamo quasi, per potenziarne la resa finale. Vediamo se ci riusciamo. Eccolo qua. Aspetta un attimo, mi dispiace. Questo è l'adattatore di cui vi parlavo, quello che costa tipo 3 euro per adattare al monopiede che hai già a casa. Pochi secondi per sistemare e fare. Gorilla Pod l'avete visto in 1000 versioni, anche per la GoPro, ormai in 1000 marchi, anche poco costosi. Per esempio qui è girato con Gorilla Pod mentre fa un camera car, quindi siete da soli e potete fare un camera car col vostro cellulare, lo attaccate con fattura al finestrino, fate il camera car. Questo è fatto con il camera car, non a mano. Questo è uno stabilizzatore col grandangolo dove potete montare le lenti. Posso inserire quindi dei microfoni professionali come il Sennheiser che già esiste per telecamera o i faretti nel caso ci sia problema di luce, e naturalmente c'è spazio per il microfono. Naturalmente il mobile tanto lavora così, lavora da solo, qualcuna sì, figo, non è che bisogna farci abitudini, ma non è così drammatico. Quando non si hanno delle applicazioni per farlo zoom esistono anche queste possibilità che in realtà non uso più, vado direttamente con l'applicazione proprio per non avere roba dietro. Tra l'altro la qualità non è poi così alta. Vabbè, in un minuto ho cercato di condensare le cose fondamentali. Quindi, come avete visto, abbiamo fatto la testina per adattare al monopiede. Abbiamo comprato un Gorilla Pod che, questo è il nome un po' conosciuto per il marchio, ma in realtà esistono, parliamoci chiaro, anche i venditori abusivi. Cioè il Gorilla Pod può costare molto se è ben piantato, ma nel caso volessimo montare anche montare anche qualcosa di più pesante come una telecamera magari semiprofessionale. Io sapevo, lo faccio per il più uso, allora le compro uno più pesante, quindi costerà un po' di più, magari 22-23 euro, ma se avete solo l'iPhone, tutto sommato, o il Samsung non ha importanza, con 10 euro, no? È un'altra possibilità di avere questa capacità, questa possibilità di adattare la superficie che fa da base, no? Perché il treppiede o il monopiede deve stare su una superficie che è il pavimento. Gorilla Pod
può essere montato un po', si adatta, no? Proprio per questa sua presa mobile, si adatta a tutto, come per esempio il finestrino per poter fare la carne a carne. O se siete in un contesto che non ha piano, potete, io per esempio una volta l'ho attaccato persino a un ramo, però voglio dire, questo secondo me dove ci si trova. Il microfono, abbiamo detto perché è importante, lo stabilizzatore, che è questo qui, per primo ha tirato fuori una casa americana e lo chiamavano Only Bubo, e poi in realtà lo hanno copiato in tanti e quindi in realtà lo trovate anche qui in Italia, l'ha fatto anche a Manfrotto, però non l'ho più visto, ho l'impressione che non abbia avuto molto successo, comunque dovrebbe esserci ancora. Qual è il vantaggio di questo? Allora, perché si tende a tremare con lo smartphone? Perché è leggero. E quindi è l'altra faccia, no? È leggero. Più leggero è, più se non sei abituato tremi. Lo stabilizzatore ti dà il peso e ti dà la possibilità, vedete, la doppia impugnatura, 1 e 2, di girare così, quindi con 2 mani, di stabilizzare il tuo corpo e le tue mani rispetto, quindi di dosare il peso rispetto al device. Ma la cosa interessante non è secondo me questa, è il fatto che ci puoi attaccare le lenti se vuoi, ma se vuoi, cioè se tu hai già magari le lenti della tua macchina fotografica puoi andare a fare degli obiettivi interessanti. Se tu hai un Sennheiser, questo costa solo 200 euro, è veramente professionale e soprattutto usato per le videocamere, ma lo puoi utilizzare perché c'è comunque la possibilità di collegarlo. Qui ci puoi mettere anche, come abbiamo visto poco fa, il faretto, no? Faretti, poi sei tu che scegli, se lo compri da 10 euro fa una luce X, se lo compri da 60 fa un'altra luce. Un'altra piattaforma molto raffinata, molto diversa da Medium. Quindi Medium nasce in un contesto, avete visto, multimediale, ma sostanzialmente di scrittura. Vedete che Medium mi dava l'impressione di essere quasi una rivista raffinata, no? Poi quando voi sfogliate il cartaceo, vedete questo bianco, questa pulizia di design, questo spazio largo che vi dà la possibilità di leggere con ordine. Allora, dimenticate Medium, siamo su un altro mondo, siamo su una Raconte, che è una piattaforma francese. È una piattaforma francese che è meno però usata rispetto a Medium. Medium ormai è normale che troviate contenuti di Medium in giro per i social. Raconte ha un livello più autoriale. Non è un caso che molti dei video piazzati su piattaforma Raconte siano su Vimeo e non su YouTube, perché YouTube è di tutti, no? È roba di tutti. Vimeo è più autoriale, ci sono più che giornalisti, ci sono magari dei documentaristi, registi, persone professionisti che hanno un approccio sui video molto molto raffinato, quindi più lento, però più godibile. Però anche lì c'è un livello di, guardiamo adesso i video, sulla Raconte c'è un livello di multimedialità che non è banale, e proprio per questo fermiamoci un attimo a vedere questo tutorial che vi fa vedere come funziona intanto il disegno sulla Raconte, cioè il disegno del layout. Aspetta un attimo, cosa intendo dire? Su Medium non c'era nulla da capire in realtà, ti loghi, ti registri e piazzi i contenuti, puoi decidere di fare anche tutto scrittura, viene brutto, sono fatti tuoi, però puoi decidere invece di fare le cose ricche come quel lavoro sul Burundi di poco fa. Qui il lavoro è più complesso, Raconte deve valere la pena usarlo quando si fanno dei contenuti video multimediali complessi, con un vantaggio importante che non so per dirti e uno svantaggio. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che tu non devi conoscere una riga di codice, quindi non devi saper programmare, non è necessario che tu sappia programmare, quindi non devi essere il classico designer che magari lavora persino con un architetto dell'informazione per fare un bel contenuto video multimediale e quindi di fatto avere un'azienda che spende alle spalle. Puoi farlo anche come freelance, per esempio, o come piccola testata web locale. E lo puoi fare senza il programmatore, senza avere il fiore di programmatore e di design che ti lavora, ma nello stesso tempo ci devi un po' lavorare. Raconte non è
una piattaforma intuitiva al 100%, nel senso che tu ti siedi lì a 5 minuti e hai capito come funziona, ci devi un po' lavorare, però alla fine il lavoro finale, cioè il prodotto finale è alla portata di tutti. In questo minuto di tutorial della casa stessa, della company stessa, vediamo come funziona. Guardate come fabbricano il layout. Layout personalizzato. Il tuo layout, però devi avere chiaro cosa vuoi fare, cioè ci sono dei layout già confezionati per te ma fino a un certo punto, quindi li puoi personalizzare per quelle che sono le tue esigenze. Ora vediamo per cosa voglio dire, le tue esigenze di multimedialità, ma questo significa avere chiaro però un po' sia la quantità che come dire, la quantità dei messaggi video che puoi usare e come presentarli da un punto di vista grafico. Però andiamo a vedere uno di questi lavori fatti da un collega che si chiama Giordano Fossu, italianissimo, che vive a Parigi già da un po', che fa proprio questo, cioè lavora su contenuti contenuti video legati a zone critiche, zone di guerra, zone comunque del pianeta spesso dimenticate. In questo caso ho fatto un bellissimo lavoro sul Ruanda, ricordate, no? Tantissimi anni fa, tanti anni fa, tragedia legata a questo territorio che insomma fece discutere per anni. Adesso cosa succede 20 anni dopo il Ruanda? Avrebbe potuto scegliere di fare una video inchiesta tradizionale, all'antica, che avrebbe comunque avuto un ottimo risultato, invece sceglie di lavorare così. Allora, entriamo in questa inchiesta fatta con Facom. Siamo entrati. Si inizia con il racconto di un protagonista che racconta la propria vita in Ruanda e che ha memoria di quello che accade 20 anni fa. E quindi abbiamo un video di approccio abbastanza ordinario, cioè abbiamo un uomo che racconta, sottotitoli in francese ovviamente, in questo caso, ma noi dobbiamo ora capire come funziona il racconto a livello multimediale. Andiamo sul menu e decidiamo se scegliere gli abitanti, quindi le storie degli abitanti di questo villaggio, oppure se andiamo a vedere un po' l'approccio storico dell'autore, cominciamo con gli abitanti. Eccolo qui. Vedete che c'è un layout grafico. Questo è stato scelto dall'autore rispetto a una piattaforma che gli ha consentito di fare appunto delle scelte rispetto a quello che era il suo messaggio. Quindi ha scelto un layout che avesse queste finestre, queste possibilità. Vediamo di cliccare dentro. Guardate un po', c'è anche un lavoro grafico.
sta proponendo un'infografica di fatti, sta raccontando delle storie. Vedete, un po' come l'albero della vita, questi sono delle persone che hanno delle storie da raccontare e che sono collegate tra di loro, perché sono persone che si conoscono, che vivono questa storia comune in questo territorio. Adesso clicchiamo su questa signora qui, su Speranzi, una sopravvissuta che racconta la sua storia. Quindi vedete il video dentro il video, qui ci sono, ogni finestrella c'è un video, c'è una storia e noi scegliamo la priorità. Quando aveva 21 anni, il genocidio, quindi è una sopravvissuta. Ok, quindi sono delle interviste. Se lui avesse scelto la modalità tradizionale di racconto, quanto sarebbe stata lunga questo video? Quanto sarebbe stato lungo? E come avrebbe dovuto montarlo per renderlo il meno pesante possibile? Invece lui si pone un altro problema, quindi non c'è più l'editing sequenziale a cui noi siamo abituati con l'inchiesta video tradizionale, ma abbiamo l'ipertesto tipico del multimedialità che ci consente anche di avere una nostra autonomia, per cui io decido che prima, io utente, decido che prima mi vado a vedere la storia di Speranza, ma in realtà potevo aver potuto fare un'altra scelta, no? Che è poi la magia del web, quello di avere noi la possibilità fruitori di scegliere dove andare e cosa fare, no? La famosa interattività. Non è detto che la multimedialità sia interattiva, in questo caso è multimediale e interattivo. Torniamo sugli abitanti un attimo, vediamo qui, guardiamo un attimo un'altra storia, vediamo questo, diciamo, funziona un po' alla stessa maniera, tempo di caricare è molto veloce, e poi quello di poco fa, no, però è lo stesso protagonista ma un'altra, è lui che va a trovare un'altra persona, sì. Come vedete ogni video ha una propria autonomia, non è che i video, come dire, devi vedere per forza secondo una, altrimenti non capisci, cioè secondo una logica, una priorità. Sono scene di vita quotidiana, sono interviste legate da questo legame che c'è tra i protagonisti e poi la storia che è del Ruanda 20 anni dopo. Andiamo di nuovo sul menu e invece andiamo sulla parte storica. Come se la gestisce il collega la parte storica? Questa è veramente addirittura l'impostazione del documentario dentro la videoinchiesta, perché c'è proprio anche la parte storica, cioè non è che tutti i documentari, cioè tutte le inchieste giornalistiche hanno dentro la parte storica, perché appunto sarebbero troppo lunghe, andresti ad appesantire il contenuto, no? Invece qui ce l'hai, cioè una volta che tu hai fruito di questo contenuto, puoi anche decidere di approfondire un altro tipo di contenuto, che è un contenuto più stabile. Vediamo come lo fa. Siamo nel 1959. Vai, non ci fai, non vedo qua. Strano. No, ci sono addirittura le interviste audio prese dalle radio degli anni 60 e 90, sono molto interessanti, però non riusciamo ad entrare, strano. Proviamo di nuovo, clicca di nuovo qui. No, perché proprio c'era la... ma si sa che si è bloccato l'abitante. Vabbè, dovete stare sulla parola, così, perché li ascoltati. Non ci sta facendo entrare, sì, non fa caricare la cosa. Vabbè. Comunque avete capito cos'è per racconto un'inchiesta multimediale. C'è la possibilità di quindi avere dei contenuti incastrati tra di loro, intrecciati bene con la multimedialità. Torna di nuovo al PowerPoint. Che dà quindi massima libertà al giornalista di esprimersi, perché il web in effetti dà questa possibilità. Però capite che non è un lavoro che voglio dire che si fa in pochi minuti.
Quindi stiamo parlando qui di inchiesta a tutti gli effetti, di approfondimento e di tempi, ma d'altronde anche prima che il web arrivasse nel nostro mestiere, l'inchiesta che mondo è mondo non si fa proprio per questo, perché è lunga e perché costa, sostanzialmente è per questo. Però abbiamo una funzione e quindi non solo una funzione, anche un'organizzazione del lavoro completamente diversa rispetto al passato, anche se sempre di video inchiesta si tratta. Andiamo su un altro pianeta totalmente diverso. Anche qui vediamo un po' di capire di che stiamo parlando nei file. Allora, questo si chiama ThinkLink. Che cos'è? Allora, è un'applicazione ed è anche una piattaforma. Dà la possibilità di trasformare in immagini multimediali sia le foto che i video. A differenza di Racontre, ThinkLink è veramente alla portata di tutti e forse è più divertente. In che senso? Nel senso che sì, anche sì, questo veramente sì, vabbè, non è pure questo è un tutorial, guardiamolo un po'. Talk to you today about a new tool that I've been using on my blog and that I plan to use in my classroom this year called ThinkLink. ThinkLink is great. It allows you to embed images, text, links. You can embed anything that has a URL, including videos, into an existing image. So really and truly the options for this in your classroom are endless. I started using it on my blog and I've gotten a couple of questions from readers. So I wanted to just show you how amazing it is. So you can see on my blog here, this is an actual ThinkLink. And to do this, you need to go to thinglink.com. Ecco qua, questa è la piattaforma. Come vi si presenta al computer o sulle iPad. Create. Avete la possibilità di fare sharing, di embeddare quello che staremo per vedere, quindi il risultato finale può essere piazzato bene sui social, sui siti, eccetera. Scegliete una foto o un video che è già a vostra disposizione, quindi qui stiamo parlando di post-produzione assoluta, qui non si edita nulla e non si gira nulla. Ma cosa accade? E crei un'immagine interattiva, cioè tu puoi creare un'immagine che ha dei contenuti ulteriori al suo interno, sia a livello di video che di foto e di contenuti online. Come vedete è molto semplice, tu cerchi, puoi anche prepararti prima i link da piazzare, è anche un metodo di lavoro ordinato questo. E poi andate a creare un tag che va dentro l'immagine. Puoi abbandonare un attimo questo tutorial e faccio vedere. Vediamo quell'immagine dove c'era poco fa Tsipras. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi dici un po' questo. Allora, guardate un po'. Questo è in fase di editing. Cosa c'è da notare? Questa è l'immagine, questa è un'immagine qualunque, un'immagine, poi vi ricordate le lezioni di Tsipras, il suo discorso post-vittoria, eccetera. Allora, questi bottoncini che vedete qui, li abbiamo creati noi, cioè sono dei bottoncini multimediali di cui anche abbiamo scelto la posizione, cioè questo bottone poteva essere dovunque, poteva essere qui, per una questione di, come dire, pulizia grafica, abbiamo deciso di metterli qui in basso, in modo che non diano fastidio, che non rovinino la bellezza dell'immagine, che in effetti è molto bella. Anche questo è un bottone multimediale. Decidiamo di scusa, anche qui però non possiamo parlare dell'immagine, eccola, scusate, ma purtroppo eccola qua. Cioè noi decidiamo, l'atto che abbiamo la foto, abbiamo caricato la foto sulla piattaforma, sappiamo già cosa dobbiamo mettere, quindi dobbiamo già avere pronta la lista dei link che vogliamo usare. Cosa decidiamo? Decidiamo quali link inserire. Quindi decidiamo per esempio che qui ci sia un link che rimanda al Twitter, al lancio Twitter che lo stesso Tsipras ha lanciato quando ha vinto, no? Il famoso annuncio di vittoria ai greci. Quindi questo è un documento che troviamo qui. Qui invece, vedete, c'è il classico triangolino da video. Questo è invece un report video
del momento dell'elezione, della festa in piazza, che noi abbiamo su YouTube. Decidiamo noi se avere un'immagine di nostra produzione oppure se scegliere qualcosa che ci sembra, come dire, all'altezza per documentare meglio, rendere multimediale più intensa a livello di informazione la nostra foto. Questi bottoncini qui, vedete, si possono fare anche di altri colori, ora vediamo, contengono dei link che ci rimandano direttamente a che cosa? Questo lo scegliamo noi. Possiamo scegliere, in questo caso sono stati scelti dei link che hanno riportato al quotidiano più letto in Grecia, che a sua volta riportava dei bei reportage sulle elezioni, no? Cosa succedeva, diciamo, le dirette, eccetera. Quindi il contenuto multimediale parte da una fotografia. Andiamo avanti. Ecco qui, per esempio, sapete, no, di questa novità tutta americana dei matrimoni tra gay. Questo è un modo per fare un approfondimento a partire da una foto a livello multimediale. Ognuno di queste stelline qui ha un contenuto diverso. In questo caso sono per volontà della testata, che in realtà è una rivista che approfondisce contenuti di tipo giuridico. Ogni articolo è impostato su questi bottoncini. Avete visto, c'è un minimo di cura anche di colori, perché non fanno tutto rosso, cercano di rendere tutto più gradevole dal punto di vista grafico, intonando i bottoni multimediali con il colore che c'è sotto. E anche qui, vedete, hanno scelto in questo caso di fare poco video e molto testo, cioè il link al testo della rivista e non al video. Ma queste sono scelte. Quindi ognuno di noi può scegliere di fare solo video, solo testo, un po'. Sono scelte a seconda del tipo di contenuto che si vuole andare avanti. Andiamo avanti. Non lavora solo sulle foto, ma lavora anche sui video, che ora però ci dobbiamo andare a trovare. Cioè, quello che state vedendo, quindi la possibilità di lavorare, di rendere multimediale il contenuto visual, può accadere anche col video. Come? Andiamo a vedere l'originale su questo. Eccolo qua. È un lavoro di giornalismo scientifico sui pinguini. Parliamo un po'. What's challenging about poll regions in general? Guardate la Don't timeline. have enough data. So the traditional way to do Guardate something cosa accade. in anywhere polar that's hard. Nel momento in cui c'è questo segno grafico, c'è un contenuto multimediale che si può cliccare. Quindi è un video normale, non c'è il lavoraccio di poco fa sulla font, è un video tradizionale, cioè montaggio, un editing sequenziale, un'immagine dietro l'altra, fa il ragionamento video, ma c'è la multimedialità offerta qui, perché è qui che l'autore ha deciso di posizionare dei contenuti extra, che possono essere altri video, in questo caso non va video su video, ma vanno dei contenuti testuali e vanno ad approfondire quel passaggio in quel preciso punto del video. Quindi è multimediale in questo senso. Possiamo anche tornare. Quindi il lavoro di Deep Link, che è semplicissimo, cioè quello è davvero una cosa che si impara in pochi minuti, è un lavoro molto veloce, che non necessita di grande impalcatura di progettazione prima che vai a proporlo, quindi tu devi semplicemente avere già il tuo lavoro finito o a livello di fotografia o a livello di video come in questo caso, hai il tuo lavoro finito, vuoi semplicemente dare la possibilità all'utente di approfondire alcuni passaggi di contenuto attraverso video, attraverso testo, attraverso link che sono già sul web. Sei tu che decidi se quei contenuti di approfondimento, quel power linking, può essere basato su contenuti di produzione propria, quindi sei tu che fai altri testi e li piazzi da altre parti, cioè, oppure se ti fidi insomma di contenuti che stanno già sul web, perché sai che magari ci metti il pezzo di Repubblica che già lavorava su quel testo e lo fai multimediale in questo senso, oppure se sei una company, se sei una testata, tutte cose interne alla propria testata. L'importante è capire che tutto questo è un video di approfondimento, quindi molto simile all'inchiesta, in questo caso per un'inchiesta
il giornalismo scientifico, e che addirittura qui guarda, dà la possibilità di andare addirittura delle slide, di mandare delle slide di approfondimento, no? Quindi il classico messaggio del giornalismo scientifico è quello di andare anche a fare un po' education, no? Quindi a fare un approfondimento di tipo di appunto scientifico, di studio. Quindi Think Link, voglio dire che esiste in versione applicazione per cellulari molto interessante, ma che naturalmente viene molto più comodo da PC, però si può fare, assolutamente l'ho fatto, poi su iPad assolutamente, quindi su device mobili è comunque possibile con una certa facilità e velocità lavorare per appunto costruire questi contenuti multimediali. Poi sta a noi decidere se il contenuto video lo abbiamo fatto col nostro smartphone oppure era un contenuto video magari più lento, più pensato, fatto con la videocamera, è una cosa che non riguarda l'applicazione, non riguarda lo strumento. Andiamo avanti, qua siamo sul Touchcast, un altro mondo, ancora un altro mondo, dobbiamo vedere il tutorial per capire come funziona. Allora, Touchcast addirittura quando fu lanciato 2 anni fa in versione beta si disse che avrebbe sconfitto la televisione, ovviamente sempre una cosa un po' difficile che possa accadere, però è un modo per creare dei format di web TV in proprio in maniera facilitata. Ora lo vedrete perché lo spiega il suo stesso founder. Cosa di bello? Bello è che riesci a confezionarti anche qui con pochi passaggi. Ora questo non è né un po' più complesso come la font né troppo semplice come Think. Qui non è via di mezzo, ma assolutamente alla portata di tutti, non bisogna avere delle capacità particolari. La possibilità di creare dei format di web TV, di contenuti video, addirittura anche per fare un TG. Non è un caso che alcuni grandi testate usino Touchcast per fare dei contenuti a mo' di TG video da mettere nei propri siti. Ma immagina una web TV che lavori solo su Touchcast, così come c'è una testata che ora andremo a vedere, meno conosciuta, si chiama RTA News irlandese, che ha una proprio online e poi insieme al testo, vedremo adesso come, embedda il contenuto di Touchcast. Ma intanto vediamo come funziona con il tutorial. Now they lived apart with video relegated to the frame inside the web page. As a blogger and tech journalist, I've lived with this page metaphor for years. It's borrowed from the days of magazines when everything was in its place. But now video and the web are merging together into a new super medium. Welcome to the video web. Welcome to TouchCast. With TouchCast, all the elements that used to be organized around the video frame are now inside the video. Photos, maps, Twitter streams. You are watching the video web come alive before your eyes. All you need to do is reach out and touch it. You can touch any of the video apps on the screen right now. So we're going to try it. And you can watch another video without leaving this video. What do you think is the future of the web? Vote for this poll. Will it still look like a magazine, or will it become a more fluid medium? Download the TouchCast to your iPad today and join us in building the video web. Beh, avete visto, è molto affascinante perché è la possibilità di mettere assieme lui dice un super video, no? È vero, è un super video, perché è persino diverso, forse è poco dire multimediale, cioè io riesco ad avere la possibilità all'interno del video, aspetta prima ancora poi facciamo un'altra cosa, all'interno del video di visualizzare su mia scelta un account Twitter che mi scorre. Avete visto? C'è l'account Twitter, possibilmente lo posso fare così grande, ma lo posso fare, poi lo ha chiuso con un touch, perché in effetti è così che funziona, cioè quando tu vai a creare il contenuto, questo format, mi piace chiamarlo format perché è così, che tu crei un format di fatto, ti condivido,
puoi decidere se farlo più. Questo è il classico flusso di Twitter di un account X che tu scegli. Questa è la mappa con Google Maps o con altre applicazioni che puoi usare, e questo è persino il video nel video, la finestra video che tu puoi inserire in piccolo nella posizione del tuo con un tocco, cioè tutto questo viene mosso dal tuo dito, mentre in fase di tuo dito intendo del giornalista, del creatore, diciamo, del format, che decide con un dito su iPad dove posizionare queste finestre. Quindi le potresti farle in un altro modo, non è che le puoi mettere in un modo molto diverso, puoi anche minimizzare, puoi decidere di farle scomparire, puoi decidere di fare come ha fatto lui, la classica forma dello stand-up, no? Quindi il giornalista che parla, e mentre parla ci sono delle cose che accompagnano il suo ragionamento, ma possiamo fare anche altro, ora lo vedremo. Se andiamo a caricarlo su touchcast.com un attimo, proprio sul sito, andiamo a vedere dei lavori fatti da d'estate. Questo è il sito, funziona un po' anche da blog. Scendiamo. Ecco, vedete il Wall Street Journal che ne usa molto education, perché immaginate le scuole quanto possano beneficiare di questo, perché è proprio semplice da usare. Aspetta, dobbiamo andare su RT, ecco qua, qua. Per esempio, questo è un contenuto di approfondimento sulle spese pubbliche. Guardiamo come se lo gestisce. Ecco, qua c'è, non è qui, non è giù. Eccolo qua. Quanto facciamo lo scorrere per favore? Interactive video focusing on political expenses and what our politicians are costing you, the taxpayer. It's part of an online investigation we uploaded to our website, which found that almost €100 million has been spent on paying expenses since the election of March 2011. Throughout the video, I'll be pointing you to the exclusive material we have compiled and analysed, which you will be able to click onto as soon as it appears on screen. What we wanted to do was to look at how political expenses are paid now and some of the quirks and loopholes in the system. To begin, we compiled a database of all payments made by politicians since the last general election. This database, the first of its kind, allows you to search for your local TV or senator to see how much they have been paid. You can also look at the information based on fermiamoci un attimo. Cioè in fondo è lo stesso lavoro che fanno i colleghi di Report quando fanno un'inchiesta sulle spese pubbliche. Loro cosa fanno? In un contesto di montaggio video tradizionale, e quindi una macchina dietro l'altra, loro inquadrano prima il collega che parla, poi inquadrano l'intervista e poi inquadrano il foglio, no? La classica zoomata sul foglio della spesa, che so, della delibera o del pezzo di carta che però ti fa tanto inchiesta, perché se non c'è quello non è inchiesta, no? Quindi il documento. Vedete, il documento ha un design, cioè viene fuori in un contesto di layout più smart, più intelligente, più veloce, più bello da fruire, ma siamo noi che decidiamo di fare questo, non c'è dietro una regia. Queste immagini che scorrono dietro la spalla del collega, che ha deciso di fare quindi una sorta di stand-up e di racconto un po' da format TV, da prima serata, diciamo così, no? In realtà ha fatto tutto lui, lui aveva dietro il classico telo verde che si usa in questi casi, e quindi ha registrato se stesso con l'iPad, perché molto si lavora con l'iPad. L'iPad è fermo sul cavalletto, lui parla e dietro ha il telo verde. Con Touchcast il telo verde, direttamente con pochi tocchi su iPad, viene sostituito dai video che tu vuoi fare scorrere alle spalle. Quindi un lavoro tipicamente televisivo che in realtà fa una persona sola, però che deve avere chiaro questo lavoro. E può anche decidere di aprire delle finestre. Guardate questa roba qui sotto, questa timeline qui sotto, è molto simile a quella che vedevamo poco fa su TeamLink, perché qui dentro scatta l'interattività. Cioè finora noi abbiamo visto il video per come si presenta, ma non abbiamo visto cosa noi scegliamo di vedere prima o dopo a livello di contenuti aggiuntivi. Qui noi possiamo decidere. Vediamo
cosa c'è qui. Devi premere giù. Devi aspettare. Purtroppo vedo che il segnale non è proprio... il segnale non ci aiuta. Ma possiamo vedere, questo è chiaro, vediamo una cosa con un contenuto meno, diciamo, imponente da un punto di vista giornalistico, ma molto interessante, che è il contenuto culturale, quello dell'ARPA. L'ARPA come strumento, diciamo, che rimanda che rimanda all'identità dell'Irlanda, come una collega l'ha fatto sul suo smartphone. Eccolo qua, sempre sulla stessa testata. Vediamo l'interaction di... ecco qua, qui. Vediamo l'interattività qui come funziona. Quindi, vedete qui? Stiamo suonando il video. Non abbiamo un segnale meraviglioso, però sappiamo che qui succede qualcosa, che noi possiamo interagire. Aspettiamo che arrivi qua. Vedete, c'è l'uso della scrittura dentro il format video. Quindi chi ha montato sceglie di non fare lo speech e di dire le cose che vuole dire per iscritto, con questa formulazione di scrittura tra un'intervista e l'altra. È una scelta, non è l'unico modo di farlo, poi può piacere come non piacere, questa sull'altra, quella era più cosa, carina. Però guardiamo, a me interessa non giudicare il lavoro degli altri, ma capire come funziona. Vediamo che accade qui. Se scegliamo qui, di cliccare qui, lateralmente compare questa intervista, ci clicchiamo dentro e la sentiamo per intero, però purtroppo il collegamento non ci dà la possibilità di farlo, perché è poco attivo, diciamo. Comunque avete capito l'interattività in che cosa consiste. Torniamo alle slide. Vedete che era embeddato all'interno di un articolo normale. Dunque, il link, touchcast, vabbè, abbiamo finito, dico soltanto due parole su cose che possono tornarvi utili, nel caso voi volesse approfondire tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Allora, esistono delle community di mobile journalism in giro per il web. Dove le trovate? Quindi non andrete a cercare perché sono tutte lì. C'è un gruppo su Facebook, qui c'è l'indirizzo, dove ci si scambiano dritte, consigli, applicazioni che funzionano, che non funzionano sul mobile journalism, ed è questo gruppo qui. Esiste persino un sito, allora ci sono tanti siti sui tools digitali, ma questo sito SU.org proprio fa un catalogo di tools solo per il giornalismo multimediale. Dentro ci trovate molta roba sul mobile journalism e sul video journalism. Questa è RTA, è la testata di poco fa, quella dell'ARPA, per intenderci, del collega precedente che faceva l'inchiesta alla Report, e questa testata che ha deciso da quest'anno di fare un festival mondiale, la conferenza di mobile journalism per la prima volta nel 2015, promossa da RTA, che si ripeterà anche l'anno prossimo, dove si incontrano i mobile journalism del mondo, si scambiano
lavori, modalità, c'è il dibattito, analizzano il mercato. Su LinkedIn è molto attivo il gruppo di lavoro che si chiama MOST, Mobile Storytellers. Vai avanti. Un'altra cosa furba da fare potrebbe essere seguire queste persone. Non sono le uniche, ma sono quelle più note. Sono colleghi che a vario titolo si occupano di mobile journalism. Quello dell'ARPA è questa qui, questa Patrizia O'Callaghan, che fa dei lavori poco inchiesta, ma delle piccole pillole che hanno, diciamo, dei contenuti interessanti e poi sviluppati molto con Touchcast, ma anche con altre applicazioni, perché ce ne sono tante, ma come Touchcast no, però. E invece Robert Hernandez è un docente, collega dell'ONA, credo che faccia parte del board dell'ONA, ed è uno che ha puntato moltissimo, perché insegna anche all'università americana, ha puntato moltissimo sulla formazione dei ragazzi che si formano nelle università americane di giornalismo sul mobile journalism, alla pari del video journalism, se non di più. Nick Garnett è una firma storica della BBC, anche ormai con una certa storia alle spalle, uno dei primi che ha puntato, stiamo parlando della BBC, che ha puntato sul lavoro fatto con lo smartphone. Considerate che la BBC, non ricordo adesso, non hanno sbagliato, 6-7 anni fa sono stati i primi in Europa a lavorare con Nokia. Vi ricordate i Nokia, quelli belli, le 90, questi qua? Per la prima volta una redazione importante come quella della BBC dotò i propri giornalisti, cioè non i camera, i giornalisti per la prima volta di Nokia belli potenti che potevano fare a quei tempi, insomma già tanto tempo fa, forse più di 7 anni fa, e riuscivano a fare una decina di anni fa, riuscivano a fare dei video di una qualità molto simile a quella attuale. E li dotò, ricordo che c'era una squadra a parte, sì, poi il arrivò loro. Poi Rob Montgomery non è un vero e proprio giornalista, credo che sia come dire, uno si dice uno storyteller, e ha una bellissima scuola di mobile journalism che si sposta con lui nel mondo, cioè per esempio è venuto a Perugia quest'anno a fare proprio un master di mobile journalism a 4 appuntamenti. Victor Hernandez è un collega, troverete anche le sue cose su Medium, e proprio studia il mobile journalism, quindi ne studia l'evoluzione, la racconta, segnala i lavori migliori, le app migliori, eccetera. E lui invece è un collega, anche lui formatore, che fa parte degli organizzatori di quel festival di RTI News di cui vi parlavo poc'anzi. Ci sono anche dei blog, dei siti che vanno diciamo monitorati. Questo lo conoscete, sono certa, che è uno dei più bei, una delle belle realtà di approfondimento di giornalismo digitale d'avanguardia inglese, e anche questi due non scherzano, c'è molto di giornalismo digitale e anche di mobile journalism. Questo Journalism Tools, vi ho messo anche sotto l'account Twitter per potervi seguire su Twitter, così fate prima. Questo Journalism Tools ha proprio una raccolta di applicazioni non solo per il video o per il mobile journalism, ma di tutte le applicazioni per smartphone e mobile device dedicate al giornalismo. Perché c'è questa attenzione? L'ho detto all'inizio, perché dovete un po' capire che una cosa non è per sempre, un'applicazione non è per sempre, può uscire qualcosa di meglio dopo un anno, dopo 2, oppure la vostra applicazione che usate resiste negli anni con i miglioramenti, vuol dire che sta andando bene, vuol dire che c'è un mercato che lo compra, vuol dire che c'è una company che investe denaro e quindi migliorerà. Andiamo avanti. Io vi dico che alla fine delle 2 slide che trovate, per me credo anche da domani o da domani, da dopodomani, su slideshare.net, dovete cercare Rosa Maria di Natale, slideshare.net è il sito dove trovate tutte, esatto, e poi le spammiamo sui social network, quindi immagino che anche Cortina abbia voglia di farle girare un po', e quindi queste slide le troverete anche con alcune fonti alla fine di ognuna. E a questo punto mi sa che noi siamo perfettamente
orario, perché l'una erano 5, abbiamo anche recuperato un quarto d'ora di ritardo che avevamo all'inizio. Quindi ci sono domande prima di chiudere? Di qualunque tipo, anche sulle prime slide, non per forza con le seconde, sulle seconde. Ci sono domande? Sì, prego. Chiedevo, esiste un'app che ti permette di registrare una telefonata? Ah, questa è la domanda che mi fanno sempre. Allora, ahimè sì, ti dico in che senso? Allora, esistono delle app che ti permettono su iPhone di fare telefonate, ma sono assolutamente antieconomiche e anche difficili da usare, nel senso che prima devi fare una telefonata all'estero, cioè ti devi collegare a un numero, quel numero registra la tua telefonata e da fuori. In realtà ricordo il mio vecchio Nokia che registrava le telefonate, era bellissimo perché potevi registrare l'intervista al telefono ed era fondamentale. Esistono, ma di fatto non sono utilizzabili perché c'è un problema di privacy, un problema legato al marchio Apple per esempio, un problema legato alla privacy, insomma è quello che paradossalmente riuscivo a fare un telefono buono, ottimo, come un Nokia, adesso è così, qualche anno fa, adesso invece è diventato un problema. Quindi ahimè bisogna industriarsi, per esempio mettere il mio voce e registrare, questa è la cosa terribile, ma si può fare. A questo proposito io dico con l'Asus l'iPhone 2 registra, puoi registrare. Lo so. Quindi, dipende dalla marca del telefono, però se stiamo parlando di smartphone, sì, le app no, stiamo parlando di smartphone o ce l'hanno dentro, perché anche la casa di produzione dove è stato prodotto, il luogo dove viene prodotto, tutto cambia tutto sostanzialmente. Quindi, ripeto, il Nokia 5 anni fa lo faceva, oggi adesso non lo fa. E la app esiste, cioè se tu vai a cercare, trovi delle app che io ho anche scaricato, ma di fatto, cioè come fare una telefonata all'estero, pagarne un prezzo per telefonare, una cosa del genere. Per adesso non c'è, diciamo. Altri chiarimenti da questa parte? No. Beh, spero di non avervi annoiato.